caldaia che va in blocco, la 5003 della Bosch, che nessuno fa il video, qui dentro non c'è un rubinetto, che uno diventa matto a cercare il rubinetto, ok? Deve esserci un rubinetto esterno, tipo quello là, ok? Non cercate qua dentro, che non c'è un cazzo e nessuno ve lo dice, o all'esterno della caldaia, perché così voi trovate la soluzione, se no bisogna chiamare al tecnico, ok? Quando la caldaia non ha pressione, se metti una vita, ok? Caldaia Bosch 5300 WM, va bene? Ricordatevi, il rubinetto non è lì dentro, è all'esterno, fuori della caldaia. Cercatelo, informatevi, chiedete al vostro tecnico. Ciao!